Dolomiti Bus arruola all'estero autisti in arrivo dalla Romania. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, venerdì 26 aprile, siamo sul Corriere delle Alpi, dove c'è questo articolo a pagina 17 di Paola Dallanese. I sindacati approvano, va superata la crisi di personale, si cercano controllori, il servizio potrebbe essere appaltato. Dolomiti Bus arruola autisti dalla Romania. Per ora sono 2, ma non è detto che il numero possa aumentare vista la carenza di conducenti con cui l'azienda da anni sta facendo i conti. Il nuovo canale di reclutamento permetterà così alla società di trasporto bellunese di contare su un'ulteriore possibilità di reclutamento, oltre a quelle già in atto come l'Academy. L'aggancio è stato possibile grazie ad un'agenzia rumena che ha fatto da tramite sul posto. Una soluzione importante visto che i conducenti che arriveranno sono già dotati di patente specifica riconosciuta anche in Italia. Scusate, quindi non avranno necessità di periodi di formazione, ma soltanto di affiancamento per conoscere il territorio. I 2 conducenti entreranno in servizio nelle prossime settimane. Da quanto ci ha riferito l'azienda, anticipano Federico Cuzzolini della Will Trasporti, Stefano Bergamin della Fit CISL e Fabio Scopel della Faesa CISAL. Se conoscono già l'italiano è una buona notizia, certo sono 2 gocce nel mare nella carenza di personale, ma rappresentano un punto di partenza, dicono i sindacalisti, i quali fanno sapere che l'azienda sta avviando una nuova classe di Academy formata da 4 persone e in settembre dovrebbe partirne un'altra. Diciamo che la società si sta dando da fare in tutti i modi per far fronte alle criticità, aspettiamo di vedere quali saranno gli effetti. Ma Dolomiti Bus si sta muovendo anche per formare nuovi agenti accertatori tramite corsi che avvierà in collaborazione con la provincia di Treviso, anticipano i sindacalisti. Attualmente queste figure non sono molte all'interno dell'azienda di Via Coldaren, mentre l'evasione degli utenti che utilizzano i mezzi pubblici senza aver acquistato il biglietto è in crescita. Resta confermato anche al 10 giugno l'avvio del trasporto a chiamata, anzi su questo l'azienda ha già fissato un appuntamento con le parti sociali per stabilire il piano dei turni. Andiamo avanti, ieri è stato celebrato il 25 aprile e le manifestazioni che si sono svolte in provincia, c'è una paginata su Corriere delle Alpi dedicata a questo argomento. Memoria e diritti, Belluno in piazza per la Costituzione. Il sindaco De Pellegrin, libero di dire che sono antifascista, l'Ampi ricorda la scelta controcorrente per la Repubblica e ne scrive Marcella Corrà. Perché celebrare il 25 aprile e parlarne è considerato un tema divisivo, questo appare incomprensibile. Davvero si pensa che gli altri esiti sarebbero stati migliori di quello determinato dalla disfatta nazifascista? È uno dei passaggi dell'orazione ufficiale tenuta da Gino Sperandio, presidente dell'ANPI, ieri in Piazza dei Martiri, che ha aggiunto un'altra domanda retorica. La storia di questa provincia sarebbe stata migliore o peggiore senza la resistenza? Fascismo e antifascismo è il tema di questi giorni, ma anche degli ultimi anni. E appunto Marcella Corrà ha scritto della cerimonia che si è tenuta in Piazza dei Martiri a Belluno. Vittore Doro invece ha scritto per Pieve di Cadore, De Carlo tra i sindaci, Manusci parla per tutti. La giornata del 25 aprile, tradizionale appuntamento alla chiesetta di San Francesco d'Orsina, è iniziata con la messa celebrata dal parroco di Calalzo e Domegge, Don Simone Ballis. Con la liberazione si è festeggiato anche San Marco. E appunto a nome dei comuni di Pieve e Calalzo la sindaca Cindy Manusci ha evidenziato l'importanza e il significato della giornata. Rivolgendosi poi al presente senatore Luca De Carlo, lo ha ringraziato per quanto sta facendo per il Cadore e in particolar modo per la sensibilità dimostrata verso i problemi sociali e sanitari del territorio. E la cerimonia si è svolta ovviamente anche a Feltre. Fusaro esalta la resistenza ma non cita l'antifascismo, a Feltre fischi e proteste, ne scrive Roberto Curto. Letti dai passi del diario scritto dal padre Leandro quando era nel lager caustico del Bianco fino al 1943, l'Italia sembra un paese incantato. Il sindaco Viviana Fusaro termina l'intervento al Monumento ai Caduti
leggendo alcune pagine inedite del diario del padre Leandro, pure lui finito in campo di concentramento, che raccontano quotidianità e gesta eroiche di chi non è tornato vivo. Si alza l'applauso, ma insieme ecco i bu e una salva di fischi. Qualcuno dalle retrovie urla un fascista, poi a ruota ecco un vergognati e un ignobile, quindi cerimonia piuttosto movimentata in quel di Feltre, contestazione che lascia imperturbabile il primo cittadino. Sono talmente convinta del significato unificante di questa giornata che sono tranquilla. Un dissenso sciocco, ha affermato. E la cerimonia si è svolta anche in altre località, come ad Agordo, dove il sindaco Roberto Chissalè al Monumento ai Caduti ha letto l'articolo 3 della Costituzione. Siamo a pagina 20 sempre del Corriere delle Alpi, cambiamo argomento. Calano gli studenti, si parla di istruzione, i professori no, confermate le cattedre in provincia. Gli insegnanti di ruolo saranno 2133, per il sostegno 385, altri 193 assegnati al potenziamento. Si legge appunto nel sottotitolo e a scriverne sempre Paola Dalanese. Confermato in sostanza il personale docente per il prossimo anno nelle scuole bellunesi. La notizia arriva dall'ufficio scolastico del Veneto che ieri, in anticipo agli altri anni, ha reso note le ripartizioni tra le singole province del cosiddetto organico di diritto. E per una volta la provincia di Belluno non esce penalizzata, malgrado i quasi 500 studenti che spariranno dai banchi di scuola da settembre. Si tratta di una decisione che andrà a migliorare il rapporto alunni-docenti a favore della qualità dell'insegnamento. Anche a livello regionale si passerà da 46.995 docenti a 46.994, vale a dire che alla fine si perderà un solo posto in tutto il Veneto. Il fatto che siano stati mantenuti i numeri dell'organico di diritto di quest'anno scolastico non significa che tutti i posti però saranno coperti. Già per quest'anno l'ufficio scolastico provinciale ha dovuto chiamare oltre 640 supplenti, a cui si sono aggiunti 177 docenti di sostegno in più. Un'altra notizia, siamo a pagina 21, medico circuito durante il ricovero, perse 15.000 euro, badante a processo. Il professionista soffriva di problemi psichiatrici, per il PM la donna ne approfittò prendendogli il bancomat, ne scrive Marco Filippi. Circuì un medico bellunese ricoverato per un breve periodo in una struttura psichiatrica alleggerendogli il conto corrente di 15.000 euro, come approfittando della disponibilità della tessera bancomat che lui in fiducia le aveva dato. Ora per una quarantenne dell'Est Europa è arrivato il rinvio a giudizio per circonvenzione di incapace, un esito non scontato visto che la procura aveva chiesto inizialmente l'archiviazione del caso contestando alla donna il reato di truffa, ma il giudice delle indagini preliminari Cristian Vittoruzzo aveva disposto nuove indagini sul caso. La vicenda risale al 2020 quando il medico, un cinquantenne bellunese, afflitto da una forte depressione dovuta a un trauma che lo aveva menomato fisicamente, è costretto al ricovero nella struttura psichiatrica di Park Villa Napoleon sul Terraglio. Da una ditta di servizi esterni di Castelfranco i familiari affiancano al medico un'infermiera dell'Est di poco meno di 10 anni più giovane di lui, che dopo neanche una settimana dice di amarlo, ricambiata. Il medico infatti in fiducia le affida la tessera bancomat con l'erativo codice PIN. L'infermiera dice infatti di essere sola con figli da sfamare e l'ex marito che non le versa un centesimo per gli alimenti, tanto da tentare anche la carta del proposito del suicidio per impietosire il medico. Così in 2 mesi la donna alleggerisce il conto del medico con la scusa della necessità di mantenere i figli o per pagare le bollette della casa. Abbiamo detto appunto 15.000 euro in meno sul conto del medico. Siamo a pagina 23, siamo in questo caso a Feltre. Il comune vuole avere tutto il castello, è simbolo della città. Obiettivo della maggioranza. Bona dice acquisirle è un dovere, busseremo al demanio, vanno ancora sistemati i danni di vaia a tetto e merli. L'articolo è a firma di Roberto Curto. Il castello di Alboino è il simbolo della città, un complesso con delle potenzialità enormi. Il comune deve completarne l'acquisizione. L'assessore ai lavori pubblici Andrea Bona detta la linea su quello che è un obiettivo in cima alla lista dell'amministrazione comunale. Andremo presto a bussare alle porte del demanio per capire qual è la disponibilità a cedere la parte ancora non di proprietà del comune di Feltre. Bona si riferisce al complesso centrale, quello caratterizzato dal Salone del Castellano anni addietro, restaurato dalla soprintendenza, e ad altri spazi che potrebbero rendere il complesso indiscutibilmente di maggiore pregio a livello turistico.
Il comune di Feltre è attualmente proprietario del blocco composto dalle torri del Campanon e dell'orologio, nonché di un appartamento ristrutturato che ospita la biglietteria e il bookshop ispirato alle torri, che rappresentano uno dei punti forti dell'offerta turistica della Totem Car. Andiamo avanti, ci spostiamo a leggere ancora un articolo in pagina di Cortina per poi andare al Gazzettino. Cortina, ex stazione Arenco e Pool Engineering, assegnato il cantiere da oltre 230 milioni. L'assessore Ghezze dice: per le Olimpiadi vorremmo che fosse pronto almeno il commissariato, come chiede la prefettura. Ne scrive Francesco Dalmas. Sarà il gruppo Renco, supportato dal Pool Engineering di Mareno di Piave, a gestire il cantiere di riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria per conto del comune di Cortina. Si tratta della realizzazione e gestione, con contratto di partenariato pubblico-privato, dell'intervento di riqualificazione urbana in aree pubbliche nell'ambito dell'ex stazione ferroviaria per conto del comune di Cortina. Un progetto che vale 231 milioni di euro. I due soggetti sono stati gli unici a partecipare alla gara d'appalto che si è appena conclusa. Si tratta del progetto di rigenerazione urbana più importante della città, riconosce il sindaco Gianluca Lorenzi. Per le Olimpiadi vorremmo che fosse pronta almeno la caserma della polizia, specificamente il commissariato, aggiunge l'assessore Stefano Ghezze, opera a cui ci tiene anche la prefettura. Il gruppo Renco, da una parte, e il pool scusatemi, di ingegneria costituiscono una garanzia. Renco Group di Pesaro è una realtà internazionale nei settori dell'ingegneria, del general contracting e dello sviluppo dei progetti. Appunto, quindi si spera che tutto venga realizzato nei tempi e nel minor appunto richiedendo le minori tempistiche possibili. Dovete perdonarmi per queste interruzioni causate dalla tosse. Ci spostiamo ora, come anticipavo, al Gazzettino, dove a pagina 11 dell'edizione di Belluno c'è una notizia che riguarda un incidente che si è verificato ieri durante una partita di calcio. Ne scrive Gidio Pasuc: scontro in campo, calciatore ferito. Paura per un quindicenne del Cavarzano under 17 colpito in modo fortuito dall'avversario sulla schiena e rimasto immobile a terra. È un autentico talento che nei prossimi giorni doveva disputare 2 provini e che è già nel mirino dell'Inter. Gelidi attimi di paura ieri mattina a Sedico, dove si stava disputando una gara del torneo under 17 di calcio tra Dolomiti Bellunesi e Cavarzano. La partita, che si stava disputando sul terreno di gioco sintetico principale, è stata sospesa infatti per una decina di minuti attorno al terzo minuto del secondo tempo per un brutto incidente apparso sul momento più grave di quanto poi gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato. Sul posto, per recuperare il quindicenne giocatore del Cavarzano rimasto a terra dopo uno scontro di gioco e trasportato all'ospedale San Martino di Belluno, è intervenuto l'elicottero Falco. Il ragazzino è stato sottoposto a TAC, che ha dato per fortuna esito negativo. Sarà comunque tenuto almeno 24 ore sotto osservazione perché il dolore è importante e anche la mobilità al momento non è totale. L'incidente, racconta l'allenatore Dariz, è avvenuto in seguito a un normale scontro in gioco. Il giocatore avversario, cadendo, ha impattato col ginocchio sulla schiena del nostro ragazzo. Si è capito subito che era un problema vertebrale. Da quello che ne sappiamo, il ragazzo è già stato sottoposto a TAC, che ha dato esito negativo. Resta da capire la reale situazione. In ogni caso a Sedico si sono vissuti momenti di paura. Quando si è capito che il ragazzo era cosciente, tutti ci siamo un po' calmati ed anche a pranzo, mangiando con il resto della squadra, si capiva che tutti erano già più sereni. I sanitari appena arrivati hanno provveduto a immobilizzare il giovane, tuttavia il fatto stesso di essere rimasto immobile per alcune ore gli ha creato qualche problema. E appunto resta quindi una certa preoccupazione per il giovane bellunese che, come dicevamo, è un vero e proprio talento finito da tempo nel mirino degli osservatori delle grandi società. Si tratta di un centrocampista di grande classe. In campo, anche al momento dell'incidente, portava non a caso la casacca numero 10, che proprio nei prossimi giorni avrebbe dovuto affrontare alcune trasferte per sottoporsi a dei provini. Quindi speriamo che appunto non ci siano conseguenze gravi da questo incidente e che questo giovane possa riprendersi nel minor tempo possibile. Torniamo indietro alla prima pagina dell'edizione di Belluno del Gazzettino. C'è un articolo che riguarda
il turismo, in particolare il restyling degli hotel, come si legge nel titolone. Aiutateci. La richiesta del presidente degli albergatori Walter De Cassan è stata formalizzata a Roma al Consiglio Federalberghi. L'argomento sarà portato anche in Assemblea nazionale e il problema fondi per il lavoro sarà fatto presente ai ministri. Nella nostra provincia servono più alberghi a 4 o 5 stelle con un centinaio di camere anche in vista delle Olimpiadi. Il presidente di Federalberghi di Belluno, Walter De Cassan, alza l'asticella e rilancia. Non pare infatti sufficiente la soddisfazione per il dato diffuso qualche giorno fa con 112 alberghi della montagna che hanno presentato le domande a valere sul recente bando regionale sulla loro riqualificazione, con un potenziale di 12 milioni di euro di investimenti per riammodernare hotel e imprese turistico-ricettive. Nella sola provincia di Belluno per tale bando erano state presentate negli uffici di Confcommercio Belluno ben 30 domande. Servono maggiori risorse, afferma De Cassan, e l'ho fatto presente mercoledì a Roma in sede di Consiglio nazionale di Federalberghi. Ho chiesto che all'Assemblea Generale Nazionale a Viareggio facciano presente ai ministri Andrea Bodi e Daniela Santanchè che saranno necessarie ulteriori risorse nelle zone olimpiche anche sotto forma di credito d'imposta e che sia almeno triennale se non addirittura quinquennale, in modo da poter fare anche piccoli interventi di migliorie che purtroppo non sono riusciti a entrare nel recente bando regionale. E appunto questa è la richiesta avanzata da Federalberghi. Test patente, qui il record di bocciati, ne scrive Federica Fante. Il dato emerge dal Ministero dei Trasporti: sui candidati 2023 quasi 1 su 3 non passa la pratica e il 41% nemmeno i quiz. Peggio di Belluno, in Veneto per la prova di teoria solo Verona. Invece per le guide la provincia dolomitica vanta il triste primato. Test per la patente, Belluno fanalino di coda in Veneto. È la prima città con il più alto numero di bocciati alla pratica, la seconda per l'esame di teoria. Nel 2023 il 41,2% dei candidati bellunesi ha dovuto affrontare la delusione di non superare la prova dei test teorici e anche il 31% di chi ha superato quel primo esame non ha poi passato il test di guida. La fotografia emerge dai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi al 2023, diffusi in questi giorni da Autoscout 24 ed EGAF Edizioni con il supporto di Confarca e Unasca. Il 37% dei veneti che l'anno scorso ha sostenuto l'esame di teoria per l'ottenimento della patente B non ha superato il test, un dato comunque inferiore alla media nazionale che è del 39%, quasi 40%. Tra le province la percentuale più alta alla teoria si registra a Verona, seguita da Belluno, come dicevamo, e invece per quanto riguarda la pratica, purtroppo spicca Belluno per la pratica, che quindi vanta il triste primato. Tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su segnaletica, spie e norme di precedenza. Per la simulazione dell'esame di teoria sono stati coinvolti oltre 2.700 automobilisti della community di Autoscout che hanno ottenuto la patente B da oltre 5 anni. Se gli automobilisti che hanno conseguito il titolo 5 anni fa ripetessero l'esame, solo il 24% lo supererebbe. Si legge ancora in riferimento a questa notizia e in riferimento ai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Leggiamo un ultimo articolo e poi chiudiamo la rassegna. Siamo nelle pagine che riguardano Feltrino, in particolare a Lamon. La piazza è un groviera, monta la protesta, così è pericoloso. Negli anni si sono staccati i San Pietrini, poggiati poi al lato della carreggiata. Gli avventori, si rischia di cadere, ne scrive Raffaella Gabrieli. Piazza Groviera a Lamon, le lamentele si rincorrono da parte dei residenti nei confronti del salotto buono del paese sia in termini estetici che soprattutto di sicurezza. Il dito viene puntato in particolare contro le condizioni di via Giuseppe Balin Campigotto, quella che dal centro sale verso l'ospedale e la casa di riposo. Ogni volta che la si percorre, viene spiegato, si rischia di lasciarci gli ammortizzatori e una ruota se si è in auto, oppure peggio ancora se si ha a piedi una caviglia. Uno stato vetusto che caratterizza in realtà pochi metri, anche se da vari anni. Perché non sistemarli? Questa appunto l'appello. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali
domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti grazie per l'ascolto e una buonissima giornata, un buon venerdì e un buonissimo fine settimana. Arrivederci.